Il 18% delle abitazioni occupate in Sardegna necessita di interventi di riqualificazione. Su oltre 704.000 case occupate, 126.000 sono in condizioni problematiche, 114.000 sono in stato di conservazione mediocre, mentre oltre 11.000 sono in pessimo stato. Il 63,4% delle abitazioni non è mai stata interessata da interventi di rinnovo. Delle 614.000 abitazioni costruite in Sardegna fino al 2001, 351.000 non sono mai state interessate da interventi di riqualificazione. A Cagliari, su 112.000 abitazioni costruite prima del 2001, non sono mai stati effettuati interventi di ristrutturazione. La situazione poi è particolarmente grave nelle province di Nuoro e Nogliastra, dove il 20% delle case ha bisogno di interventi urgenti. Sono questi i numeri per certi versi sorprendenti del report realizzato dal centro studi della CNA Sardegna, che ha condotto un'analisi sullo stato di conservazione dello stock abitativo occupato aggiornato al 2017. La domanda di rinnovo edilizio, spiega la CNA, oltre che da motivazioni estetiche, scaturisce spesso dalla necessità di adeguare agli standard correnti le dotazioni tecnologiche dei fabbricati, la riqualificazione energetica, quella urbanistica. Dal confronto provinciale la situazione più critica si evidenzia ancora a Nuoro, 37.356 abitazioni, e Oristano, 37.480. Quello che emerge dal nostro report è una domanda potenziale di interventi di rinnovo edilizio ancora estremamente consistente, hanno commentato Francesco Purgu e Antonello Magia, rispettivamente segretario regionale della CNA Sardegna e presidente di CNA Costruzioni. La riqualificazione edilizia e urbana, premessa fondamentale in un'ottica di valorizzazione turistica del nostro territorio, può quindi costituire un interessante volano di rilancio economico della Sardegna e un'ottima opportunità per le imprese artigiane dell'isola.